Io sono incazzato con questi del meteo, ma lo sapete che la battaglia l'ho sempre fatta io. Allora, o pubblicano le previsioni e ci scrivono anche in TV soprattutto la percentuale di attendibilità, perché tu vedi domani piove, se scrivi attendibilità 10% vuol dire che domani piove, no? Cioè, bene. Oppure dobbiamo chiedere i danni a questi signori, perché questo fine settimana c'era previsto un disastro di temporale e quant'altro, c'è la gente che è andata a bronzarsi in spiaggia, che ci spieghino cosa hanno studiato. Ci risiamo. L'arrivo della bella stagione, ma soprattutto delle previsioni meteo sbagliate, ha fatto infuriare gli operatori turistici che si sono trovati con mancati arrivi e disdette delle prenotazioni, ma anche il presidente Zaia, che si dice intenzionato a chiedere i danni qualora ci fossero altri errori. Il fine settimana appena concluso, infatti, era stata prevista una domenica con pioggia e temporali, ma è stato esattamente il contrario. Io non ho ancora capito cosa fanno queste previsioni. Ci fanno danni perché noi viviamo di turismo, la più grande industria in Veneto è il turismo, 17 miliardi di fatturato, 70 milioni di presenze, 32 milioni li facciamo nelle spiagge, ieri avevamo tutte le spiagge collassate, non è possibile che poi ci sia qualcuno che scrivendo che ci sarà pioggia, ci sarà temporale, ci svuoti gli alberghi. Quindi non è una partita, non è il tormentone dell'estate che ogni anno tiro fuori, è veramente un grosso problema e a noi fa danni, quindi non escludo anche che se continua così chiediamo i danni. Attenzione dunque a chi farà le previsioni d'ora in poi. Intanto il Veneto conferma le 8 bandiere blu per le proprie coste. Nonostante questo, però, il presidente di Confturismo Veneto si dice contrariato perché la definisce una lettura parziale della classifica. Il metodo, afferma, è quello di assegnare una bandiera per ogni spiaggia, quindi le regioni con piccole località, banalmente, ne ottengono di più. Così, conclude, si induce il lettore ad una classifica impropria.